Con il presidente Busolin, l'ecosostenibilità Ascotrade arriva anche nei borghi più belli d'Italia. Direi che è il risultato di un gran lavoro di squadra, una squadra formata dai sindaci, da amministratori delle utilities del territorio. Oggi siamo qui, siamo nella cittadina per antonomasia che è Borgo d'Italia, ma direi anche nella zona del Prosecco, direi anche nel cuore dell'UNESCO, quindi un'operazione che viene rivolta soprattutto e in particolare ai turisti che arrivano da queste parti dal nord Europa e che quindi sono già attrezzati, hanno già un'idea di che cosa significa viaggiare con le auto elettriche. Noi adesso siamo pronti, il nostro territorio progressivamente sta posizionando sempre più stazioni di ricarica e direi che è una bella operazione per incentivare un turismo ecosostenibile. Con il sindaco Cristina da Soler, qual è stata la risposta del paese a questa iniziativa? Cison di Valmarino ancora una volta attenta con un'iniziativa volta comunque alla tutela dell'ambiente e all'attenzione all'ambiente. La cittadinanza è una cittadinanza sensibile, preparata a quello che è l'accoglienza del turismo, anche il turismo straniero, che forse più del nostro è abituato ed è già pronto per questo tipo di iniziative. Quindi era una risposta che il territorio si aspettava e che ritenevamo doveroso dare. Altre iniziative in cantiere ci sono, non ci si ferma mai. L'idea è quella di puntare a un efficientamento degli edifici pubblici che ancora non sono completamente autonomi dal punto di vista energetico, per cercare di dare degli interventi che puntino e vadano in questa direzione.